Buona settimana a tutti. L'ultima live è stata forse questo weekend, passato weekend. Ho pensato di rifarne una oggi perché mi è venuta in mente un topic, ovvero quella della guarigione dal dolore cronico come processo non lineare. È da un po' di tempo che ci penso e dico perché la guarigione non ha un processo lineare? Quali sono i fattori che influenzano la guarigione e non la fanno diventare lineare? Perché sarebbe molto figo e bello, no? Dire ok, questa è la soluzione a un problema, faccio questo e miglioro. Ma dal punto di vista neurofisiologico, perché l'apprendimento non è lineare? E cosa ci dice la neuroscienza su questo? Ci sono degli studi che attestano che effettivamente la guarigione non è lineare? E se sì, quali? Ho trovato uno studio che infatti ci dice proprio questo sto per dirti. Ho preso degli appunti qui davanti per non dimenticarmi nulla. Inizio a leggere qualche appunto perché veramente in questa live voglio darti un outcome, cioè qual è l'obiettivo di questa live? È di farti capire che anche se hai molti bassi in questa guarigione, in questo processo, non vuol dire che non stai guarendo o che non sei in remissione dei sintomi. Tutte le persone che io ho seguito personalmente, più tutte le persone, le testimonianze che ho visto, sentito in tutto il mondo, non in Italia solo, che hanno usato un approccio molto simile al mio, non hanno avuto un processo lineare. Durante questa live, questa diretta, che è comunque registrata con un'altra camera, la metterò, sarà registrata anche insomma, su YouTube e su altri canali, ecco perché ogni tanto magari mi vedete guardare o di qua o di là, ti leggerò delle cose che ti daranno una mano e l'hanno data anche a me e sto imparando anch'io a capire perché il processo non è lineare durante la remissione dei sintomi cronici. Ci sono differenti fattori, no? Questi sociali, questi psicologici da prendere in considerazione, ma soprattutto i fattori biologici del corpo e i fattori di apprendimento, cioè com'è possibile che un apprendimento non sia lineare. E lo vediamo. Alla fine di questa live sarai molto più tranquillo che non c'è nulla che devi velocizzare qui, che sei nel percorso giusto, giorno dopo giorno prendi i risultati che ci sono, buoni o cattivi, in realtà non ci sono risultati cattivi. Anche quei risultati, tra virgolette, cattivi o negativi, fanno parte del processo e non li possiamo eliminare. Anzi, eliminarli bloccherebbe il processo stesso di guarigione da questi sintomi. È vero, tu come fai a capire se sei nel... La domanda è qual è appunto come faccio a sapere se sono nella direzione giusta oppure no? Perché se sappiamo che il processo non è lineare, ci sono dei bassi, come faccio a sapere se questi bassi sono perché mi sono bloccato o perché comunque fanno parte del percorso? La risposta qui è molto più complessa di quella che vorrei dirti, però spero che la risposta ti arriverà durante questa live. Ti leggo qualcosa che ho qui davanti. La guarigione dal dolore cronico non è un processo lineare, ma segue un andamento fatto di alti e bassi, spesso con ricadute temporanee. Questo si spiega con diversi meccanismi neuroscientifici. Andiamo su questi meccanismi neuroscientifici, su questa live. Te li leggo, sono 4 quelli che ho. E dopo questi 4 ti do anche quello che ci dice uno studio scientifico a riguardo. Il primo, neuroplasticità. Secondo, extinction burst, che è un processo, diciamo, anch'esso neurofisiologico, processo di estinzione del sintomo.
3. Fattori emotivi e contestuali. 4. Curva di apprendimento. Andiamo su ognuno di questi. Neuroplasticità. Cosa ci dice la neuroplasticità? Il cervello e il sistema nervoso cambiano attraverso l'esperienza. Riaddestrare il sistema nervoso a non produrre più dolore richiede ripetizioni e tempo. Nuovi circuiti neuronali devono rafforzarsi mentre i vecchi schemi del dolore si indeboliscono. Ok? Quindi ci sono dei circuiti neuronali. Ci sono circuiti del dolore. Ci sono circuiti di pensieri negativi. Ci sono circuiti inconsci che da quando siamo nati ad oggi hanno percorso la stessa strada, più e più volte. Molte volte questo accade dai 0 ai 7 anni, in cui il bambino ha imparato inconsciamente ad apprendere attraverso quello che vedeva, attraverso quello che sentiva. E a quel punto lì ha imparato. Questo si va a ripercuotere in tutta la vita. Quindi tutto quello che abbiamo vissuto da bambini o da adolescenti si ripercuote nel futuro. Ciò però non vuol dire che siamo destinati ad avere certe problematiche perché abbiamo subito o dei traumi o delle esperienze difficili. No, perché la neuroplasticità è attiva sempre fino all'ultimo giorno in questo pianeta. Quindi se ci sono degli schemi e circuiti neuronali di un certo tipo che vanno a portarti a pensieri ossessivi compulsivi, 2 a rimuginare sul dolore, 3 a rivisualizzare uno scenario catastrofico che potrebbe succedere da oggi in poi, tu ti senti in balia di questi circuiti, però in realtà puoi fare qualcosa. Ecco perché la guarigione non è lineare, perché dobbiamo costantemente ricreare, ripassare nuovi circuiti. Più li ripassiamo, più facciamo questi esercizi di neuroplasticità, e poi insomma nel mio canale ne vedi tantissimi, soprattutto sulla meditazione, più pensieri hai, diciamo, positivi, pacifici, più quei circuiti neuronali vengono a rafforzarsi. Secondo punto, extinction burst. Come un sintomo può esplodere anche quando sembra dormiente. Esempio, in quasi tutti i percorsi che ho seguito uno a uno, ho avuto persone che hanno avuto un miglioramento nelle prime 2-3 settimane per poi avere un repentino peggioramento della problematica. Questo all'inizio mi sembrava abbastanza strano e mi dava anche rabbia e dubbi, perché io non ho avuto questo repentino picco di sintomi durante il mio processo di guarigione, almeno non così eclatanti, però l'ho visto più e più volte su vari pazienti, vari clienti. Poi andando a vedere un po' cosa i miei mentori mi dicevano, esempio, lo diceva anche il dottor Sarno, che quando si interrompe un vecchio schema di dolore e paura, il sistema nervoso può inizialmente reagire con un aumento dei sintomi, un picco temporaneo. È un segnale che il cervello sta testando, tra virgolette, la nuova direzione, non un peggioramento reale. E qui metto sempre, diciamo, queste parole all'inizio di ogni percorso di remissione di sintomi attraverso un approccio mind-body, dicendo tutto andrà bene, ci sarà però un periodo in cui i tuoi sintomi andranno notevolmente su. A quel punto tu sarai pronto o pronta che questa è parte del processo di guarigione. Un po' come quando sei in meditazione. È impossibile rimanere sempre focalizzati sul respiro perché la mente cercherà sempre di andare su qualcosa che non sta controllando. Perché siamo fatti così. La mente, il cervello intendo, è fatto per proteggerci
è per aiutarci. Quindi lui fa una scansione secondo per secondo, millesimo per millesimo di secondo su quello che potrebbe succedere che non ti dà una protezione, che potrebbe andarti a distruggere, potrebbe andarti qualsiasi cosa che è negativa per lui. Quindi questa sorta di, se prendiamo questo esempio della meditazione, cioè che vai, che esci ed entri costantemente e tu pensi che non riesci a meditare, in realtà quella è parte della meditazione stessa. La stessa cosa succede nell'extinction burst. Quando sei ad un punto in cui il picco è temporaneo, cioè è comunque alto rispetto a vari altri giorni in cui sei stato meglio, quello è parte del processo di guarigione e dovrebbe darti comunque una grande fiducia che sei nel percorso giusto. Non vuol dire che questo è tutto bello, è tutto facile, no, però sapere che sei in un tunnel, la direzione di fronte a te ha una luce davanti, non puoi tornare indietro, la luce è sempre di fronte a te e bisogna solo camminare passo dopo passo, passo dopo passo. Chi ti dice che la remissione dei sintomi può arrivare in una settimana o 2 mesi facendo questo esercizio X, Y e Z, ti sta dicendo una fesseria, perché non esiste un percorso di guarigione che dura un giorno, che dura una settimana. La maggior parte, la stragrande maggior parte, il 99,9999% periodico, ha un percorso lungo. Lo so che io sono il primo a dire perché non facciamo un percorso di guarigione di 2 mesi sapendo che al secondo mese il paziente o il cliente ha raggiunto la remissione totale dei sintomi. In realtà questo molte volte non è possibile, ma, come dico spesso, la guarigione non è l'assenza dei sintomi, è l'assenza della paura dei sintomi, è l'assenza della preoccupazione. E avendo questa assenza o una diminuzione della parte emotiva, no? Che ti fa rimanere bloccato, ovviamente i sintomi seguono quella tua sensazione. Ed è matematico questo, è una legge, è come una legge di gravità. Se ho questo oggetto e lo faccio cadere, cadrà, non rimarrà mai in questa direzione qui, non rimarrà mai sospeso nell'aria. La stessa cosa è nel processo di guarigione, è quasi una legge, che ci sia una sorta di curva con alti e bassi. Quando ci sono gli alti però bisogna, diciamo, sapere che dopo questa piccola collina, questa piccola montagnetta che ti fa vedere un po' l'orizzonte, ti fa respirare, ci potrebbe essere un calo. Però ti prometto che ad ogni calo ci sarà un periodo molto più lungo di respiro. Numero 3. I fattori emotivi e contestuali. Cosa voglio dire? Stress e ansia o eventi di vita possono temporaneamente riattivare la sensibilità del sistema nervoso. Non significa che la guarigione sia interrotta, è semplicemente parte del processo di adattamento. Siamo esseri umani, è impossibile non avere stress e chi ti dice che vive senza stress non è di questo mondo. Quindi lo stress è per tutti, l'ansia è per tutti, non c'è una persona che ha zero ansia, c'è sempre un pelino di ansia perché siamo vivi. Ci sono sempre delle cose che possono andare a riattivare la sensibilità del sistema. Se hai sofferto da 10 anni, da 5 anni di problematiche croniche, ma probabilmente anche di più, perché noi pensiamo a quando sono iniziati i sintomi, ma cosa c'è stato prima? Il sistema nervoso comunque stava iniziando a accumulare. Da quando probabilmente hai 0 anni, inizia a accumulare, ad avere una sorta di tolleranza. Quando arrivi, come al solito mi chiamano nelle live, nelle dirette, quando arrivo ad un giorno in cui tutto il sintomo esplode e poi da lì diventa cronico, la parola cronico semplicemente vuol dire persistente, non vuol dire che te lo treni per tutta la vita, a quel punto il sistema nervoso rimane sempre abbastanza a una tolleranza molto minima, ma i fattori emotivi e contestuali, ovvero
quello che ti circonda, gli amici, il tuo compagno, la tua compagna, i figli, le cose che succedono nella vita, è normale che vanno a influenzarci, ok? Però sapendo che il centro della guarigione, della remissione dei sintomi, non è all'esterno ma all'interno, ti dà un grande supporto mentale, perché se io la mattina mi alzo dal letto e faccio 10 minuti di meditazione, ho fatto il mio. Così che le restanti 23 ore e 50 minuti, diciamo che ho più controllo della mia vita e noterai che l'esterno non ti colpirà così tanto, anche se ci succedono 100.000 cose, eventi di vita all'esterno. Ok, fammi leggere qualcosa se mi è arrivato qualche commento. L'allodinia alla testa è un sintomo sempre nociplastico. Ok, di per sé non parliamo di un sintomo nociplastico come allodinia, ma l'allodinia vuol dire semplicemente che c'è un aggravamento, fammi ritestare questa parola, non è neanche aggravamento, se diciamo vado a pigiare su una parte del corpo che dovrebbe darmi una sensazione di neutralità, se soffri di allodinia, quella pressione, anche minima, può darti una sensazione di dolore, che è molto sproporzionata dal quanto io vado a premere. Nel senso, se io premo anche poco, ho un dolore molto intenso. Questa è l'allodinia. Sicuramente avere questi sintomi dell'allodinia possono rientrare una casistica di dolori nociplastici, sì, quindi sicuramente possono entrare. Ovviamente qui stiamo parlando di sintomi fisici, bisogna fare una diagnosi un po' olistica per dire se stai soffrendo di una problematica nociplastica, ok? Perché io posso soffrire anche di una problematica neuropatica dove c'è un danneggiamento del sistema nervoso, esempio multipla sclerosi, è avere allodinia, ok? Quindi questo voglio dirti. Numero 4, curva di apprendimento. Proprio come imparare a suonare uno strumento o a parlare una nuova lingua, anche il corpo-mente alterna momenti di progresso rapido ad altri di apparente stallo. È fisiologico e naturale tutto ciò. Non so se qualcuno di voi sa una nuova lingua, una doppia lingua. Molti di noi oramai sappiamo un pelino di inglese e magari un'altra lingua. Noterai che il processo di apprendimento è lo stesso apprendimento non lineare che arriva durante una remissione dei sintomi cronici. Ci saranno dei giorni in cui io ho imparato l'inglese in Nuova Zelanda, mi sono immerso in quel mondo e infatti questo è il miglior metodo per apprendere, per anche guarire e entrare in un ambiente totalmente di guarigione, dove tutti i fattori attorno a te remano verso la guarigione, tutti, almeno la maggior parte. Ti faccio l'esempio sull'apprendimento sulla lingua. Io ho imparato l'inglese in Nuova Zelanda perché prima l'ho imparato ai 24-25 anni, anzi no, 23 anni, perché mi sono messo in quel mondo. Nessuno parlava in italiano, tutti parlavano in inglese, vivevo in ostello, dovevo imparare una nuova lingua perché dovevo comunque guadagnare qualche soldo per viaggiare, per mantenermi dall'altra parte del mondo dove non c'era nessuno della mia famiglia, dei miei amici in quel momento. Quindi era quasi obbligato a fare quella scelta di apprendimento. Quindi c'è anche stato un obbligo, anche, no? Quindi se non ti senti in pressione di guarire per un obiettivo più grande, questo apprendimento avrà, diciamo, degli alti e bassi molto piccoli. Ed è meglio avere degli alti molto alti perché la forza che ti vuole portare lì per qualcosa di più grande è qualcosa che ti fa muovere. Chiediti veramente perché vuoi guarire o perché vuoi avere una remissione dei sintomi, perché non basta semplicemente dire
semplicemente perché voglio stare bene. Questo non è abbastanza per guarire. E se non c'è una grande voglia, lo so che tu dirai, ma ovviamente ho voglia, ma ci deve essere un obiettivo visualizzato davanti a te che dice io voglio avere questa rimissione dei sintomi, uno perché mi merito di stare bene nella mia vita e vedere magari i miei nipoti, giocare con i miei nipoti o giocare con i miei figli, o magari viaggiare, o magari avere una vita, diciamo, attiva. Perché se abbiamo messo da parte, è normale se hai messo da parte molti dei tuoi obiettivi, molti dei tuoi goals, perché c'è stato il sintomo. Ma dobbiamo vederlo ogni giorno quel futuro lì, presente, oggi nel presente. Scusa il gioco di parole. Quindi è fisiologico, è naturale avere una curva di apprendimento e questo accade in ogni processo neurologico. Quindi non accadrà diversamente solo perché tu sei speciale. E quello che accade molto spesso è che la persona non vuole, cioè vuole guarire, ma vuole avere un apprendimento così, dritto. E lì non c'è farmaco, non c'è esercizio miracoloso, non c'è Reiki, non c'è agopuntura, non c'è nulla che ti può salvare da questo apprendimento a curva. Ok? Andiamo sul titolo di una meta-analisi, di uno studio scientifico che ci dice che recovery is a processual experience. Secondo questa meta-analisi, metasintesi anzi, qualitativa pubblicata sull'International Journal of Environmental Research and Public Health del 2021, quindi neanche tanto lontano, i percorsi di guarigione, ci dice che i percorsi di guarigione sono graduali, ciclici e continui, fortemente intrecciati con la vita di tutti i giorni tramite relazioni, apprendimento e coping. Coping vuol dire come amministro lo stress. In sostanza la guarigione non è una linea retta, è un cammino pieno di curve e ritorni, ma sempre verso la crescita. Ok, tu come fai a sapere se sei verso la crescita? Guarda il periodo lungo, non guardare come stai oggi, perché oggi è un punto di quella linea. E tu come fai a sapere se quel punto di quella linea di oggi sei ad un picco o sei ad una valle? Qualsiasi cosa, in qualsiasi punto tu ti trovi, puoi essere in un percorso di guarigione, anzi lo sei. E mettiti in testa che sei in un percorso di guarigione. Un po' come la mia compagna che sta imparando l'italiano e mi dice, e gli faccio ogni tanto una domanda, se qualcuno ti chiede, tu parli l'italiano? Lei mi dice, no, risposta sbagliata, anche se tu non parli l'italiano. La risposta esatta, giusta, per avere un mindset di crescita è non lo parlo, ma lo sto imparando. Non lo parlo correttamente, ma lo sto imparando. Una delle frasi che infatti dovresti ripeterti continuamente è che sei in un processo di guarigione. Dalla mattina fino alla sera avrai un biglietto, dei post-it da qualche parte che ti ricordano costantemente che sei in un processo di guarigione. Perché l'effetto opposto funziona lo stesso. Molte persone dicono, io non credo alla manifestazione, io non credo al pensare positivo e quello succederà. Ok, vediamo l'inverso, ragazzi. Vediamo l'inverso. Se tu non credi a questa cosa, probabilmente credi all'opposto. E l'opposto funziona uguale. Quindi, se non ti metti questi post-it, che sembra una cosa assurda, ti prenderanno per pazzo magari nella tua famiglia quando metterai dei post-it ovunque dicendo ad ogni giorno io sto sempre meglio, ad ogni giorno io mi sento sempre meglio, io sono in un processo di guarigione costante, ogni giorno sono uno step più avanti nella mia guarigione. Andiamo sui risultati principali di questa metasintesi qualitativa. Cosa vuol dire metasintesi? Perché molte persone ovviamente non sono medici, non sono fisioterapisti o terapisti,
in ambito medico, quindi quando dico metasintesi per te vuol dire di tutto. Metasintesi vuol dire che hanno preso differenti studi e li hanno messi insieme, meta, e li hanno, diciamo, raggruppati e hanno visto quali sono i punti comuni di ogni studio. Quindi invece di prendere uno studio invece ne hanno preso uno che raggruppa tanti altri. Qua stiamo parlando di più di 20 studi, quindi le meta-analisi o le metasintesi sono gli studi con più alta evidenza scientifica. Ok? La guarigione è un processo non lineare, quindi non è un punto di arrivo, ma un viaggio fatto di alti e bassi. È descritta come un'esperienza stepwise, ciclica e continua. Ho seguito ultimamente delle persone che hanno avuto dei grandi alti e a quel punto sono passati magari 2 mesi, alti intendo stanno molto molto meglio, quasi non credevano al punto in cui sono arrivati. E poi la domanda mia era, come ti senti? Ed è sempre difficile per loro dire, ma sai cosa? Io mi sento bene, perché hanno paura che ci sia di nuovo un'altra caduta e sono molto impauriti a dire che stanno veramente bene, perché non sono neanche più abituati a stare bene. Ma appena queste cose le apprendono, le portano dentro di sé e con la consapevolezza che ci sono sempre degli alti e bassi nella vita, guarda caso i mesi successivi, i giorni successivi stanno molto meglio perché sono più rilassati, perché sanno che non sono veramente solo loro in controllo di tutto ciò, ma anche la vita stessa. Noi siamo parte di qualcosa di più grande e non possiamo andare a controllare quella cosa più grande che ci appartiene, di cui noi siamo connessi. Possiamo solo, diciamo, dare degli stimoli a quello che abbiamo noi all'interno e basta. Quindi accetta che sia un ciclo e che sia una guarigione continua. Questa metasintesi ci dice anche che non riguarda solo i sintomi fisici, ma anche la tua identità personale, le relazioni e il senso di sé. Questo mi piacerebbe dirlo a molti dei neurologi che ci sono in Italia, dicendogli queste cose che ti sto per dire adesso, che se non prendi in considerazione come ti tratti tu all'interno, è difficile che guarisci, è difficile avere una remissione dei sintomi, perché la tua identità è persa. Quando soffri di dolori persistenti è come se tu non avessi quasi più un'identità, non sai più chi sei, perché hai perso totalmente la tua autostima, o non totalmente ma buona parte, perché è come se avessi meno potenza, e lo capisco perché ci sono passato. Quindi la tua identità deve ritornare verso qualcosa che può essere un'identità di guarigione. Quindi ascolta le parole che ti dici su te stesso, verso te stesso. Ascolta, guarda chi ti sta intorno. Sono persone che vogliono il meglio di te o che parlano semplicemente e sempre di problemi. Sono persone che ti spronano a fare di più o ti dicono ma no, guarda, tu sei già così, sei già abbastanza così, non hai bisogno di migliorare, perché in realtà non vogliono il meglio di te, vogliono solo farti un favore. Non abbiamo bisogno di queste persone, tu lo sai che all'interno sei ok, ma abbiamo bisogno che persone che ci spronano e scegliamo bene le persone con cui vogliamo fare una chiacchierata. Ecco perché dico sempre, usciamo dai gruppi Facebook sui dolori cronici, perché lì ci sono solo malati. E siccome questa non è una malattia, il dolore cronico non è una malattia, ok? È un processo di guarigione sin dall'inizio. Il dolore cronico è un processo di guarigione sin dall'inizio, che tu lo abbia visto così o no. E tutte le persone che ne sono usciti, hanno avuto una remissione dei sintomi, ti direbbero la stessa cosa.
Dal primo giorno in cui tu hai sentito quei dolori atroci in realtà erano tuoi compagni, erano tuoi amici. Qualcuno magari sarà già uscito dalla live dopo che ho detto queste cose, avrà fatto un unsubscribe, un disiscriviti al canale, va bene lo stesso, noi abbiamo bisogno di circondarci di persone che la vedono come noi dal punto di vista appunto di crescita, ok? Quindi se qualcuno andrà via dal canale, meglio così, perché non abbiamo bisogno di quelle persone là, che costantemente pensano, ah ma io non potrò mai guarire, ah, ma io perché sono così, perché ho avuto questo trauma qui da bambino, ai 2 anni, ai 5 anni, ma questo, ma quello, ma quell'altro. Sono tutte scuse di un ego che ti vuole fare rimanere dove sei. Quindi decidi oggi se veramente vale la pena entrare verso questo percorso di sofferenza, perché è un percorso di sofferenza, vuoi o non vuoi, non è tutto bello, ma che ti fa cambiare un'identità e all'uscita di quel tunnel sei una persona nuova, migliore, con migliori relazioni, con un migliore senso di te. Il recupero si intreccia con il vivere quotidiano, questo è inevitabile, quindi accettiamo anche che ci sono dei giorni in cui sei arrabbiato o arrabbiata e i tuoi sintomi sono alti, ma sai che domani saranno meglio, perché non li puoi controllare più, perché non sei tu più a controllare, perché tu controlli solo la tua reazione e non i tuoi sintomi, perché i sintomi sono una conseguenza della tua reazione emotiva o della tua risposta emotiva. Sofferenza. Allora, quali sono i temi emergenti di questo studio? La sofferenza, c'è un'accettazione del dolore e delle difficoltà, quindi qua non è solo teoria, stanno parlando comunque di meta-analisi dove hanno preso tanti pazienti che sono guariti, hanno visto qual è il loro mindset, cosa gli è servito e questi temi emergenti sono quelli della sofferenza, quindi hanno accettato il dolore e delle difficoltà. Lo so che la parola accettazione del dolore ti può far storcere il naso, puoi dire che invece di accettare il dolore lo accogli, mettiamola così. Connessioni, supporto sociale, relazioni significative, molto importante. Se è un partner, qualcuno che non ti sostiene in questo percorso, è molto difficile che tu ce la faccia da solo. È molto difficile. E questo mi rattrista molto quando un compagno o una compagna di un cliente non capiscono la situazione in cui il partner si trova. Infatti ogni volta prima di entrare a fare una terapia o un percorso, dico spesso e chiedo spesso alla persona, ti supporta il tuo compagno o la tua compagna in questo che stai facendo? Ed è importante. Parlane col compagno, spiega questo che ti sto spiegando io, magari fagli vedere qualche video che ti ha colpito di quello che ti sto dicendo, perché se la persona è di fronte a te, che vive con te, magari nello stesso letto per anni, decenni, ti supporta, questo fa una incredibile differenza. Risorse, un altro tema emergente, lo sviluppo di resilienza, di speranza e di autoconsapevolezza. E qui c'è qualcosa che va verso un po' più la spiritualità, per me. Lo so che molti di voi sono magari atei, non credono, io credo, non sono religioso, ma credo. Penso che ci sia un qualcosa che ci collega, qualcosa di molto più grande. E quella speranza è sempre lì, per qualsiasi cosa che io vado incontro. Cioè, se tu stai soffrendo di dolori cronici, c'è un motivo. Ed è una sorta di trampolino di lancio per qualcosa di più grande, ma tu non lo riesci a vedere adesso. E non devi necessariamente sapere il perché, ma dall'altra parte c'è un motivo. E lo chiediamo a tutte quelle persone che hanno avuto una remissione dei sintomi, ti diranno la stessa cosa. Ti dicono io ringrazio il dolore per quello che mi ha fatto capire di me, delle persone che mi stanno di fianco, perché molte persone che ti stanno di fianco, quando ti trovi in una situazione in questa situazione di sofferenza, andranno via, non ti chiameranno più. E lì capirai veramente chi c'è e chi non c'è,
chi ti supporta e chi invece era lì in sottofondo semplicemente così come una sorta di icona del desktop, che la vedi lì però non la apri mai. Ci deve essere questa speranza, assolutamente. Affidati a qualcosa di più grande se ci credi. Ora, qui io non voglio entrare in qualcosa che va un po' fuori dal topic, però ti racconterò magari quello che mi è successo dopo un grave incidente stradale che ho subito nel 2021. Forse è il motivo per cui io sono qua a farti questi video, perché mi ha aperto grandi occhi. Qualcosa di più grande è qui, lo sento, mi vengono i brividi solo a pensarci, ma c'è qualcosa di più grande, basta che tu chiedi supporto a qualcosa di più grande, fai una domanda, chiedi supporto, è la preghiera poi alla fine, no? Però è molto più semplice forse nel giorno d'oggi, invece di chiamarla preghiera, chiamarla richiesta o meditazione. Ci vuole un'autoconsapevolezza in tutto ciò che ti ho detto. Non sono io forse la persona più autoconsapevole per dirti e insegnarti la consapevolezza, posso dirti la mia esperienza e dirti che ogni giorno che io penso che ci sia qualcosa di più grande per me domani o oggi stesso, la giornata va meglio. Ogni volta che io penso e chiedo un supporto a una intelligenza più grande di me, arriva. Ma quello che ci tengo a dirti, se veramente mi stai seguendo in questo, diciamo, in questo topic un po' più spirituale, chiedi ma non pretendere. Perché la pretesa è come pensare che quella parte più grande ti deve qualcosa, ok? E soprattutto pensi, ah, se non mi dà vuol dire che non c'è. È una preghiera, è una richiesta dove sai che c'è già una risposta e ti sarà data, magari attraverso delle dinamiche che mai avresti pensato e non ti aspettare nulla. La stessa cosa è l'aspettativa. Lo sviluppo della resilienza, quindi in questo percorso, diventerei un gladiatore, una gladiatrice, un eroe. Per me i veri eroi sono quelli che sono guariti dal dolore persistente. Veramente, non sono più i Batman o Spider-Man, no? A parte che io non è che amavo neanche tanto i cartoni animati da bambino, sono uno anche abbastanza strano. Ma veramente gli eroi oggi per me sono questi qua. Al di là degli imprenditori di successo, di chi ha creato aziende bellissime che aiutano le persone, ma ci sono anche queste persone come noi, come io e te, che stiamo guarendo o siamo guariti da problematiche croniche, non parlo solo di dolori cronici, che possono dare una mano agli altri attraverso la propria esperienza, semplicemente parlandone. Quindi lo sviluppo della resilienza arriva sempre attraverso anche un rapporto con qualcosa di più grande, perché non facciamo nulla veramente poi da soli in questa vita. Siamo parte di una tribù, ok? E dobbiamo chiedere, anche avere a volte la forza di chiedere su qualcosa che tu non puoi raggiungere da solo, perché ci sta che tu non sappia tutto. Ecco perché sei qui. Spero di darti delle informazioni che a me hanno dato del beneficio. Fammi vedere un attimo cosa mi scrivono. Io pelvico sto impazzendo ma cerco di reagire, Alessio. Anche il tuo libro aiuta tanto, Alessio, io lo consiglio vivamente, grazie Silvia. Sei molto presente, ultimamente ti vedo molto nelle mie live e sono grato insomma, per avere persone come te che mi supportano anche in quello che faccio e spero di darvi la stessa cosa a voi. Ok, crescita. Alcune persone trasformano l'esperienza di malattia in nuove possibilità di vita. Quindi Silvia, visto che tu mi hai scritto, ci tengo a dirti che ancora tu non vedi perché stai impazzendo, ma ti assicuro che c'è sempre dall'altra parte una ragione per cui tu stia impazzendo. E non è in questo momento il tuo dovere capire il perché,
ma sapere che c'è un processo di guarigione se metti in moto tutte quelle cose di cui io parlo e ti immergi costantemente di informazioni positive, di placebo. Anche quando dico placebo uno dice "Ah, sembrano cavolate", ho fatto un'altra live o qualche altro video sul placebo o ne uscirà uno nelle prossime puntate. Porta roba positiva e ci sta comunque impazzire, ci sta avere delle giornate in cui sei arrabbiato, ci sta delle giornate in cui pensi che non ci sarà una soluzione, però switcha, cerca di switchare sempre, sempre più velocemente. Ecco perché dico sempre circondatevi anche di post-it, di frasi, di affermazioni che vi ricordano qual è la direzione. Ok? 4. Recovery. Allora, il recovery, ovvero la guarigione o la remissione dei sintomi, non è molte volte una remissione dei sintomi al 100%. Potrebbe essere al 100%, ma la guarigione non è un'assenza dei sintomi. Infatti questo è quello che ci dice anche questa meta-analisi, metasintesi, dicendo che le persone riportano miglioramenti anche senza guarigione clinica completa. Ciò che conta è riappropriarsi della propria vita con maggiore libertà e senso di controllo. Dimmi se questo non è veramente guarire, cioè ovvero riappropriarsi della propria vita con maggiore libertà e senso di controllo. Questo mi veniva detto molto spesso anche all'università, quando i miei professori dicevano che l'obiettivo della persona, del cliente, del paziente, non era quella del dolore a zero, anche se per magari la persona lo era, per noi no, ma non perché non è possibile, perché dobbiamo distoglierci dal sintomo, dobbiamo finirla di pensare, di parlare soprattutto e di pensare ai sintomi, ma dobbiamo più appropriarci della parte più emotiva, del perché stiamo reagendo in quel modo e di accettare qualsiasi cosa arriva, perché quella è arrivata perché c'è un'espressione, un'intelligenza grande all'interno che ha bisogno di esplodere o di affiorire. Quindi non sei tu in modo egoistico o anche con un delirio di onnipotenza di dire no, adesso tu questo sintomo non devi riaffiorire più. Glielo puoi dire, perché sai da dove arriva probabilmente, ma non puoi pretendere nulla. E ti assicuro che se prendi questo dialogo un po' più malleabile con te stesso o con il tuo corpo, lui ti ascolta. Quindi non fare più il generale, non essere un generale di te stesso, sii più una sorta di compagno. Abbiamo reagito con molta violenza probabilmente con noi stessi, con sensi di colpa e cose che abbiamo sbagliato nel passato. Perdonati per quello che è successo, ci sta, basta. Patrizia, cioè Alessio, per me sei il top, è un periodo dove la bocca orente si fa un po' sentire, ma penso ad affermazioni positive. Grazie Patrizia, grazie di cuore, veramente. Anche tu mi ricordo che mi scrivi spesso, quindi siete in tanti, però di quelli che mi hanno seguito da molto tempo mi ricordo. E so che Patrizia sei nella direzione giusta e so che un giorno mi scriverai che tutto è passato e ti sentirai molto meglio. E ricordati che non è l'assenza dei sintomi la guarigione. Riprenditi quello che devi riprenderti e poi i sintomi vanno a seguire. Alessandro Bosi, ciao anche a te, Antonietta. Oggi è un anno che non ho più dolore persistente da circa 3 anni, che soffrivo da circa 3 anni. Ho letto il libro e ho segnato tutte le tue tecniche e i tuoi consigli, ti ringrazio davvero, grazie Antonietta, veramente. Alessandro, ben arrivato se ti sei iscritto da poco, spero che nei prossimi giorni vedrai un bel po' di video che ti danno un po' di direzione. Ciao Benedetta che sei entrata adesso. Niente ragazzi, ho fatto 44 minuti di live. Le live sono le cose che a me piacciono di più, dirvi la verità, perché ho più spazio per dire le cose.
mentre che faccio una registrazione, molte volte, che poi adesso cerco anche di mettere live, registrarle e pubblicarle, perché sono un po' stufo di vedere quei video su YouTube che impacchettano un po' tutto, con le slide, io faccio delle slide, però quello che vi voglio far capire è che mi dà fastidio quando, soprattutto su Instagram, sembra che tutto sia figo e bello e meno autentico però. E spero che voi vedete che ci sto mettendo l'anima e anche se non metto le scritte, le cose belle, questo è quello che conta, cioè poi alla fine conta l'autenticità. Spero che da oggi in poi sia sempre più autentico e sempre più disinvolto anche alla camera, perché ci ho messo veramente tanto prima di prendere la decisione di fare questo canale YouTube nel 2021 e oggi sono veramente grato di tutto quello che ho detto, spero che perché rimarrà lì, no? Cioè anche se io non sarò qui in questo pianeta, ci sarà qualcosa che ha dato un contributo. Al di là di quello che ho detto io, magari tutti i libri che avete letto, che vi ho consigliato, perché io costantemente leggo, costantemente vado a vedere cose anche fuori dal topic del dolore cronico, perché è tramite le informazioni che ogni persona fa un'evoluzione. È vero, la consapevolezza stessa, la pratica, ecco perché vi dico, non è importante solo avere queste informazioni, ma sedervi 10 minuti, la mattina soprattutto, e praticare la meditazione, che in quel momento stai lasciando andare il controllo e fate questa prova anche senza i miei audio, senza le mie meditazioni YouTube. Semplicemente vi sedete, chiudete gli occhi e ascoltate il respiro. Per 10 minuti mettete un cronometro, 10 minuti. E notate ogni volta che questa mente va fuori dal presente e vi riporta cosa devo fare oggi, cosa devo mangiare oggi, qual è la mia agenda di oggi. Prima di ogni scrollata su Instagram, prima di ogni email sulla posta, prima di entrare nella vita, diciamo, di tutti i giorni, prendetevi 10 minuti per fare un check con voi stessi, così che tu hai dato il fondamento di tutta la giornata. Questo vi dà una grande mano e la dà ogni giorno anche a me. E ci sono dei giorni in cui non l'ho fatta, anzi mesi in cui non ho meditato per niente, cioè vi sembrerà strano perché io faccio questo di lavoro, ma ci sono stati mesi, i passati mesi, in cui forse per un mese e mezzo io non ho fatto nessuna meditazione. L'ho creata per gli altri, ma non l'ho fatta per me. E vi assicuro che è da una settimana che ho ripreso, la mia giornata è completamente diversa. Sono più tranquillo, più centrato, più focalizzato, posso lavorare per, se voglio, 4 ore di fila senza distrazioni e anche se c'è una distrazione ritorno subito al punto con più calma. Ciò non vuol dire che non mi distraggo, siamo esseri umani, però quei 10 minuti di meditazione mi hanno incredibilmente aiutato e mi aiuteranno sempre. E so che quella cosa si apprende e anche qui ci vuole neuroplasticità per apprendere questi 10 minuti, no? Questi 10 minuti di resa, di ascolto. Il potere del Frosinone. Ciao, scusa il disturbo, sto facendo una statistica nella chat live, conosci il Bauster. Va bene, forse probabilmente questa non è la live giusta per te. Va bene ragazzi, sono in chiusura, vado a fare pranzo e spero veramente che vi sto dando un aiuto, penso di sì, grazie per i commenti fino ad oggi. Nient'altro, se avete dei topic in particolare che volete che io di cui faccio un video, scrivetemeli. Nelle prossime giornate ci sarà un'intervista, anzi domani farò un'intervista con una persona che vi piacerà moltissimo secondo me, sarà in registrazione, quindi sarà offline e sarà nel canale magari tra 1 o 2 settimane. Ed è una persona che ha un canale anche lui YouTube
è uno dei nomi che mi avete, diciamo, consigliato in un post che avevo fatto su chi devo intervistare sul mio podcast. E quel nome lì, uno di quei nomi lì, mi ha risposto e sono veramente felice di intervistarlo domani perché sento una sintonia. Altri nomi, come Daniele Lumera, per esempio, purtroppo sono nomi che non mi hanno risposto. O meglio, mi hanno risposto però negativamente perché hanno canali estremamente grandi, cioè neanche estremamente grandi, ma hanno tanti impegni. Siccome il mio canale è ancora abbastanza piccolo, ma sta ingrandendo, danno priorità ovviamente a canali più grandi. Però io credo che alla fine di dicembre, entro la fine di dicembre, arriveremo ai 5.000 iscritti. Lo sento e lo so che non dovrei essere attaccato ai numeri, come ovviamente dico a tutti, non attacchiamoci ai numeri e ai risultati diciamo così spiccioli, però per me questa è una missione. Spero e penso di avervelo detto molte volte, ci voglio che Neurobalance, al di là del brand, che questi approcci siano sempre più divulgati, che andate magari in futuro, tra 3-4 anni o 2 anni, dal vostro neurologo e vi dica che ci sono dei fattori psicologici e sociali da prendere in considerazione e vi riferiscono a un terapista. Io spero, questa è la mia missione, che magari nel futuro un medico, invece di dire prenditi questo farmaco, ti dica ok, queste sono le due opzioni, o vai verso il farmaco o vai verso questa terapia che ti dà più beneficio. Almeno le opzioni. Ho dei clienti che sono medici. Nei prossimi video, nelle prossime puntate, ho finito appunto con una persona che aveva finito il percorso, è medico, ne è entrato poi un altro, vabbè, nuovo, però un medico finalmente ha preso anche la voglia, ci metterà la faccia, di dire il suo percorso di guarigione o il suo percorso di remissione dei sintomi e, e arriveranno sempre di più. Questa è la missione. Ragazzi, buona giornata, ci vediamo e sentiamo nelle prossime puntate. Per adesso è tutto, vi abbraccio, ciao a tutti.